Buongiorno, oggi ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia a Sauris, ristorante Rigler House, e vi diamo il benvenuto. Oggi prepareremo i triangoloni ripieni con formaggi Frante e noci. Prima prepariamo la pasta. La pasta è un impasto molto semplice, si aggiunge farina 00, si aggiungono le uova, di solito tuorli e albumi, e poi anche un po' di sale, un po' di olio e delle patate, dipende da quanta dose di farina mettete. E poi si impasta il tutto, si aggiunge un po' d'acqua e fin quando appunto l'impasto non è pronto. Dopo aver steso la pasta, si taglia e si mette il ripieno al centro e poi si ripiega in due e si taglia cercando di ricreare la forma a triangolo. I triangoloni poi vengono cotti in acqua salata per circa 2-3 minuti e poi vengono saltati in una padella con un po' di burro e poi possono essere serviti sempre impiattati con un po' di noci sopra. E ora sono pronti e buon appetito!